Ciao a tutti, oggi prepariamo i calamari in umido con patate. Gli ingredienti sono prezzemolo, calamari, olio extravergine di oliva, sale, pepe, vino bianco secco, patate, aglio e un pezzettino di peperoncino. Pelare le patate, farle a pezzi e quindi in quarti, versare un po' di olio in una padella e rosolarle con cura da tutti i lati, finché non saranno dorate ma ancora non cotte. Affettare i calamari ad anelli, tagliare a metà anche le codine, mettere ancora un po' di olio in padella, l'aglio, il peperoncino e rosolare i calamari finché non cambieranno colore diventando rosati. Sfumare con il vino bianco, fare evaporare la parte alcolica, salare, pepare e tritare nel frattempo il prezzemolo finemente. Aggiungere le patate che avete rosolato in precedenza, quindi un poco di acqua calda o di brodo vegetale e il prezzemolo tritato. Coprire e fare cuocere per 20-30 minuti. Ed ecco il risultato. Buon appetito!